Buonasera a tutti ragazzi, sono le 21:33 minuti, io ho un altro ospite in diretta telefonica per parlare di cose importanti, perché siamo in un periodo importante, in un periodo abbastanza, voglio dire, un po' stufante, un po' stancante sotto tantissimi aspetti, un po' per tutto diciamo il popolo che continua a soffrire. E ne parlo stasera con il presidente nazionale di Più Italia, direttamente da Frosinone, è una persona che ho nei contatti e ci siamo parlati diverse volte, è una chiacchierata perché qui si parla, si dialoga e do la possibilità a tutti di parlare, di esporre le proprie idee, i propri pensieri, le proprie, voglio dire, i propri dialoghi e se necessariamente dire la loro opinione perché è un diritto di tutti e ne abbiamo la possibilità perché siamo sul social sempre con le dovute norme e tutto. Intanto buonasera Fabrizio, buonasera, come va Frosinone? Siete in zona gialla o in zona rossa, in zona arancione? Come siete voi? Buona- Buonasera Mirko, buonasera, grazie ancora una volta per questa intervista. Noi a Frosinone, allora il Lazio, ma Frosinone è zona rossa, quindi stiamo vivendo anche noi questi colori, quindi ogni tanto ne esce fuori uno. Frosinone adesso è diventata zona rossa per 15 giorni. Per 15 giorni. Ecco, ma tu ritieni giusto che di nuovo in tutta Italia siamo piazzati come l'anno scorso, né più e né meno, soltanto con qualche cosa di colore, invece l'anno scorso si era in lockdown. Cioè, ma ti pare giusto questa situazione? Cioè, non è cambiato niente rispetto al Conte, che arriva Draghi. Mi sembra che la situazione non migliora, non è ancora migliorabile, è una cosa, boh, non lo so, è una mia opinione, da una tua valutazione, da semplice cittadino o anche dal nuovo movimento che voi state costruendo. A te la parola. Sì, vabbè, ti rettifico, da partito, no, da movimento, eravamo Da un partito, movimento, scusa, quindi io siamo diventati chiamo, sì, partito. partito, certo, certo, certo. Sì, sì, no, tranquillo, tranquillo. Ma che dire, ci ritroviamo ad un anno perfetto dalla prima emergenza e a mio avviso non è cambiato nulla, anzi, credo che la situazione sia ancora molto più grave. E credo che oltre che far uscire matti veramente gli italiani, non ho trovato una soluzione, un'alternativa a quello che il governo voleva proporci, sia il governo Conte che attualmente il governo Draghi. L'unica cosa che posso dire, che ho già ribadito più volte, è che sembrava che tra i banchi dell'opposizione e anche alcuni esponenti del centrodestra avevano una soluzione di mano, ma mi sembra, a mio avviso, che andando in maggioranza, io non so se nei banchi di maggioranza si amalga tutta la seduta poltronara, chiamiamola così, ma la soluzione non si è trovata. Molti mi cantavano che comunque stando in posizione avevano l'alternativa e comunque avrebbero fatto sì che tutelavano gli italiani, in particolar modo le aziende e le partite IVA, ma io credo che andando in maggioranza ancora una volta chi paga le conseguenze sono proprio gli italiani e in particolar modo i titolari di partite IVA. Quindi io credo che non è cambiato, ma uno scenario diverso, che molti personaggi che erano in opposizione all'inizio di questa pandemia, oggi ce ne ritroviamo in maggioranza, dove dai tavoli, dai banchi dell'opposizione avevano la soluzione per questa pandemia e la soluzione per gli italiani. A mio avviso, stando in maggioranza, la soluzione sembra non esserci e quindi allora oggi la domanda mi sorge spontanea: come mai dall'opposizione c'era la soluzione per gli italiani e per le partite IVA e stando in maggioranza non c'è più, ma mi sembra che hanno acconsentito un'altra volta questo blocco, anzi con
A mio avviso ci vuole una laurea a parte, perché dobbiamo capire prima di tutto in che colore siamo, se è un colore inciso o se è meno inciso, se è un arancione più scuro o un arancione più chiaro, se siamo in zona rossa o se siamo in zona gialla. Il Lazio è in zona arancione, però il Frosinone è in zona rossa, quindi c'è qualcosa che non quadra. Ecco, Allora io dico una cosa. Se uno fa l'opposizione, perché la deve fare? Perché contesta realmente la maggioranza, ha un senso. Se uno fa l'opposizione per far credere agli italiani che hanno la soluzione di mano se stavano ora al governo, ma andando al governo la soluzione non c'è, ok, stiamo parlando di un'altra cosa. A mio avviso l'attuale maggioranza in opposizione aveva la soluzione, adesso in maggioranza la soluzione non c'è più. Quindi torniamo a ripetere che a mio avviso la politica è una cosa seria e va fatta in una determinata maniera e non va fatta per i propri interessi, quindi di ottenere un ministro, una poltrona al Senato, alla Camera e quant'altro. Noi siamo eletti per, seppur anche qui c'è da ridire perché nessun governo qui è stato eletto, comunque siamo eletti per andare a rappresentare gli italiani nel miglior dei modi. Gli italiani, per esempio, a Salvini, benissimo, oggi si trova in maggioranza. Salvini, a mio avviso, non ha fatto nulla, ma ha confermato che il governo Conte, quello che ha fatto, nel governo Draghi conferma che continua ad esserci questa pandemia, una chiusura totale. Io non ho visto nessun progetto, nessun programma che possa tutelare gli italiani nelle partite. Ecco, ma ad esempio su queste restrizioni non era meglio attuare, se si voleva attuare a questo punto, dato che non si è risolto praticamente quasi nulla, un lockdown ma proprio totale ma ben fatto? Cioè, parliamoci chiaro, signor Presidente, io non è che voglio essere cattivo per l'amor del cielo, però in certi stati sono state messe dei lockdown totali proprio tempo fa, ma proprio come si deve. Esatto. Qua invece si cerca sempre comunque di scappare in qualsiasi maniera. E allora cosa succede? Che tiriamo un po' la corda di qua, tiriamo un po' la corda di là, ma magari facciamo così, ma se, ma qui, e però alla fine cosa si... Cioè, il problema c'è sempre. È questo che voglio dire, cioè, non può essere una cosa... Cioè, ci vogliono delle decisioni anche impopolari, secondo me, però se si fa per il bene. Allora, Mirko, guarda, io dico questo. Allora, il blocco totale, parliamo alla tipo Cina, ma andava fatto, e credo che non adesso, ma andava fatto l'8 marzo, il 9 marzo del 2020 e non del 2021. Quindi, Certo. Perché a distanza di un anno Sicuramente, non si è trovato. Andava fatto subito, quando che comunque il governo Conte aveva dato un'emergenza per 6 mesi e quindi a quel punto andava fatto un blocco totale. Questo blocco totale non è stato fatto. A mio avviso oggi non necessito di farlo, seppure è una situazione grave, anche perché io non so fino a che punto possono far continuare a dire siamo in emergenza, altrimenti sarebbe un colpo di Stato. Quindi a mio avviso andava fatto nel lontano ormai 2020, quando inizia questa pandemia, quando tutti con una battuta dicevano che era un semplice raffreddore e invece questa cosa la sapevano benissimo che stavamo parlando di qualcosa di molto grave, di molto grosso, che era molto più grande di chi ci stava gestendo in Italia. Quindi adesso bisognerebbe prendere altri provvedimenti, vaccini che arrivano a rilento, perché secondo me... Adesso... vaccini, ma con la libera scelta di farlo oppure no, nessuno mi deve obbligare di fare, non c'è una legge costituzionale che mi dica che io sono costretto a fare questo vaccino, anzi oggi se disgraziatamente dici no, io non faccio il vaccino, ti ritrovi anche senza lavoro, perché l'azienda può anche licenziarsi. Allora, a mio avviso adesso va fatto un programma che sia cantierabile, che possa garantire agli italiani di tornare almeno, tanto ormai l'abbiamo ben capito questo, che dobbiamo convivere, con questo Covid, con questa pandemia. Benissimo, allora conviviamo con questa
pandemia, ma dateci un'alternativa, un programma che sia cantierabile. Io ogni giorno sento persone che comunque costrette ad abbassare la saracinesca, non tutelate da questo governo, e la domanda è sempre la stessa: perché nei banchi dell'opposizione hanno fatto sì, che dicevano di avere l'alternativa alle partite IVA, oggi stanno in netta disperazione? Allora qualcosa non quadra. Non si può fare un blocco totale, seppur costretti. Allora o si fa un blocco totale, ma adesso che poi si possa riprendere dopo Pasqua e tornare in una tranquillità, quindi si chiude 30 giorni e andiamo avanti. Ok, facciamolo, sacrifichiamoci, seppure è errato, perché a mio avviso andava fatto nel 2020. Sicuramente. Oggi non so. E cosa, Mirko? Sì, sicuramente andava fatto subito prima all'inizio a marzo dell'anno scorso, invece si è voluto andare un po' avanti. Esatto, andava fatta a marzo, benissimo. Oggi non c'è alternativa, ma io non vedo che nessun governo, né il governo Conte né il governo Draghi, abbia portato un programma, un progetto che possa tutelare gli italiani, non solo le partite IVA, ma gli italiani, ma anche per i ragazzi, che comunque, cioè, i bambini di 7 anni davanti a questo PC a fare didattica, cioè, non credo che sia corretto. No, no, Cioè, no, qui hanno assolutamente. stanziato soldi per i banchi con le rotelle, ma stiamo pazzando? Che cosa stiamo? Hanno stanziato soldi, e anche lì ci sono persone che hanno investito con il 110% ecobonus, oggi bloccato dal nuovo governo. Cioè, ma qui veramente stiamo nel ridicolo. Cioè, invece di pensare alla prima necessità, quindi ok, la partita IVA stanno chiuse, diamo un sostegno a queste partite IVA. Cioè, stanno investendo dei soldi per cosa? Per il nulla. Hanno investito dei soldi per il 110% per andare a finire dove? Progetti non solo partiti, se alcuni sono partiti, cappotti, rivestimenti e quant'altro che riguardava tutto questo per far ripartire l'edilizia. Ma prima di far ripartire l'edilizia pensassero alle cose molto più serie oggi, Certo, che c'è una grave situazione in Italia, certo. che la stiamo vivendo. Certo, certo, Fabrizio. Un'altra cosa però, a livello sanitario, scusa se mi permetto, come avrai sentito dire anche te, sembrava che comunque oltre al vaccino ci potevano essere state, o c'erano, o ci sono, sempre con condizione, perché noi sentiamo attraverso i giornali anche certe trasmissioni, poche, ma qualcuno l'aveva detto, anche delle cure che potevano arginare questa cosa qua del coronavirus. Se ne è parlato molto poco nelle televisioni, qualche dottore l'aveva fatto nello scorso anno, si poteva arginare un po', comunque se non arrivavano subito il vaccino. Sembrano che ci potrebbero essere anche delle cure oltre al Almeno, vaccino. allora, poteva attestare almeno questa cosa senza ombra di dubbio, però purtroppo sappiamo ben tutti che in Italia, dietro questa pandemia, diciamola tutto, ci sta un gioco politico di palazzo, perché è inspiegabile che oggi, allora, seppure noi siamo per il vaccino non obbligatorio, cioè comunque è inspiegabile che oggi non ci siano i vaccini per tutti, ma è inspiegabile anche che non ci sono i posti dove fare i vaccini. Cioè, se oggi apriamo i giornali, molti politici dicono diamo la struttura militare chiusa per adibirla per fare i vaccini. Oggi in Italia siamo così, come siamo così anche per le strutture ospedaliere. I focolai oggi sono risaliti, siamo in emergenza un'altra volta di posti letto, ma nessun politico fa un programma, un progetto che possa riaprire queste strutture ospedaliere. Quindi oggi veramente siamo in mano a delle persone, a mio avviso, incapaci di gestire. Incapaci di gestire per Sicuramente ci quanto sono riguarda molte... sia la situazione sanitaria, sia la situazione economica, sia la situazione di garanzia. Ecco, Cioè non c'è nulla. Dimmi Mirko. certo, situazione proprio di garanzia. Ecco, in questo momento, in questo periodo di nuovo ci devono essere in tutta Italia, in tutto il territorio nazionale, controlli Allora io a l'unico raffica, appello ma che ci posso sono o non fare, ci se sono? qui Perché
Gli altri paesi c'erano e come i controlli? E qui mi sembra che nelle grandi città o cosa ce n'è sempre. Cioè il problema è un gatto un po' che si morde la coda, giustamente, sulla ordine e Ma sicurezza. guarda, io dico una cosa, allora io dico una cosa, che prima di tutto, allora io oggi posso dire che ho letto un articolo ieri, se non ero, dove un esponente del PD diceva sì col Movimento 5 Stelle perché il nostro nemico è la destra, quindi pur di far risalire il quorum del PD. Allora io oggi dico questo, che tutti questi politici, quindi noi non c'entriamo perché non abbiamo ancora il potere al governo, cioè che si debbono togliere questa casacca, che siano di destra, di sinistra o di centro, ma di inserire una sola casacca che è quella dell'Italia e pensare agli interessi degli italiani vero, e certo. non agli interessi di partito, perché oggi che vediamo Zingaretti, allora Di Maio si dimette in una piena pandemia, Zingaretti si dimette in una piena pandemia, io voglio capire, ma gli interessi degli italiani chi è che li deve fare? Qua non va guardata al colore politico, perché se la sinistra oggi porti una soluzione sul banco che sia risolutiva per l'Italia, ma ben venga. Se lo porta la destra, ma ben venga. Qui oggi si debbono vestire di una sola casacca Italia, italiani, andare a tutelare e a garantire che siano in grado di gestire e di governare, seppur fosse un governo tecnico non voluto dagli italiani. Certo. Quindi oggi nessuno sta lì a fare l'interesse comune, l'interesse degli italiani, nessuno ha portato un programma, un progetto, oltre che attendere solo questa domenica che si dica diventiamo arancioni, no, diventiamo rossi, no, facciamo verdi, no, facciamo gialli, però a Sanremo non si è messo il colore perché si doveva fare la manifestazione. Beh, signori, sicuramente questo è uno schifo che il governo ha permesso di farlo. Non sono contro il Festival di Sanremo, per l'amor di Dio, non me ne volete male. Però dico, non è possibile che a Sanremo i bar sovraffollati, la gente sovraffollata in una piena pandemia. Ecco, c'è un mio amico, ti volevo chiedere una Sì. cosa, è un mio amico qua di Canelli, quindi del mio paese, dice ma da cosa è nato e da chi è nato questo partito? Se glielo vuoi spiegare, Fabrizio, puoi spiegarglielo. Sì. Ma se il partito io provengo da Fratelli d'Italia, ormai lo sappiamo tutti, Sì, tu sei esco fuori da Fratelli d'Italia. vai Dimmi pure Mirko. no, vai pure avanti, ecco, spiega Ok. perché il ragazzo voleva soltanto sapere Sì, questo esco partito fuori da qua. Fratelli d'Italia perché non condividevo il tipo di politica che dovevo andare a fare una propaganda in giro per l'Italia, quindi a mani in cuore esco fuori da Fratelli d'Italia, però io sono purtroppo quando io apro la bocca e dico una cosa deve essere quella che sia reale e non ci debbono stare rovesci di medaglia o qualcosa che non sia limpido e trasparente. Questo mi ha spinto a creare all'inizio un movimento che fortunatamente ringrazio per la fiducia che gli italiani hanno riversato nei miei confronti, nei confronti di tutti i ragazzi dirigenti di tutta Italia che hanno aderito al Movimento Più Italia, che hanno permesso che il 2 di febbraio del 2021 diventasse partito. Quindi questo è quello che mi ha spinto in più, mi ha spinto a trovare, a fare dei programmi cantierabili che possono tutelare gli italiani. Perché per mio avviso, e continuo a dirlo, la vera politica a mio avviso è terminata ad Almirante Berlinguer, quindi non c'è più una politica seria e noi speriamo che con Più Italia, classificando e andando a studiare alla perfezione anche tutta la classe dirigenziale che abbiamo, che rappresenta Più Italia in territorio nazionale, che possa far sì che ritorni una politica sana che faccia solamente un solo interesse, l'interesse del popolo. Certo, Punto. una cosa ti volevo chiedere, se voi un giorno andasse lì, la vostra prima cosa, Sì. cosa fareste? Più Italia, anche voi al governo, da qua a prossimi anni. La prima cosa più importante secondo te da fare in questo paese? Ad esempio, scusami una domanda, ti piace questa Europa
Sì o no, come è fatto adesso? Perché io vedo Allora, tanta l'Europa, confusione, tanta roba, tanta confusione, tutto aperto, non ci sono controlli, non va bene così. Va bene la commercializzazione, va bene il lavoro, tutto, però mi sembra un po' troppo, eh, come si chiama? io ho sempre detto, ho sempre detto e Dispersivo, lo continuo a ribadire, dispersivo. se l'Europa fa gli interessi dell'Italia, io sono per l'Europa. Attualmente l'Europa non sta facendo nessun interesse per gli italiani e quindi più Italia dice no all'Europa, stop, perché è veramente inverosimile che oggi eravamo una delle prime nazioni, oggi in Europa siamo una delle ultime nazioni. Questo purtroppo il caro governo lo sa e lo sa benissimo, stanno sotto ricatto da altri esponenti che stanno nel faldone, diciamo così, dell'Europa. Noi più Italia non ci siamo, se l'Europa fa gli interessi degli italiani siamo sì per l'Europa, visto che gli interessi agli italiani dell'Italia non li fanno, benissimo, allora noi diciamo no all'Europa. Quindi praticamente vorresti un'Europa un po' più diversa, certo, cioè su un'identità di ogni Stato, giusto, no? Praticamente. Esattamente, esattamente Mirko, ma anche perché, scusatemi, mi sembra un po' inverosimile che l'Italia debba portare all'Europa, l'Europa non deve dare niente all'Italia, cioè ma credo che veramente sia inverosimile una cosa del genere. Allora, visto che gli interessi non me li fa e devo stare sotto ricatto alla Germania, alla Francia o quanto sia, preferisco uscire dall'Europa comunque e non stare sotto ricatto a nessuno e fare un solo interesse che è quello degli italiani. Cioè praticamente anche a livello di moneta comunque si riuscirebbe. Assolutamente sì. Beh, Ecco, per forza maggiore poi certo, questo. certo, ma vedremo cosa sta succedendo. Comunque, tu quindi non sei d'accordo assolutamente con queste restrizioni, la questione andava organizzata molto molto meglio, a rimetterci è sempre il popolo comunque che, secondo te, fino a quando durerà questa situazione? Perché qua, per adesso io, secondo Ma me, guarda, io ti dico una secondo me cosa, questo... io ti dico una cosa, per Dimmi. me, fino all'anno prossimo. Allora, io dico questo, che la pandemia sicuramente ci dobbiamo convivere fino all'anno prossimo, ma io dico un'altra cosa invece, che il governo porti un programma cantierabile per gli italiani, se prima o poi non si vogliono vedere una rivoluzione a Roma e far sì che poi dopo succede veramente un casino, perché gli italiani sono stanchi, gli italiani non possono più vivere, non possono più garantire ai propri figli un futuro. Oggi sono costretti ad andare a comprare un tablet, ad andare a comprare un PC per permettere, mettere in condizioni i figli di andare a scuola. Allora oggi il governo si occupa, e torniamo sempre al discorso, ai banchi con le rotelle invece di andare a salvaguardare gli interessi degli italiani. Oggi il governo italiano si preoccupa dei clandestini, perché comunque sappiamo benissimo che nonostante la pandemia non hanno chiuso i sbarchi. Io non sono razzista, per l'amor di Dio, perché se vieni in Italia regolare puoi stare in Italia quando vuoi, mi dici chi sei, da dove vuoi, da dove vieni e che cosa vuoi fare. Ma attenzione, oggi abbiamo pensato a tutt'altro meno che agli italiani, anche su questo lasciamo a desiderare, quindi soldi spesi, progetti, programmi fatti da questo governo, ma per che cosa? Ma gli italiani chi è che ha pensato? Oggi una famiglia che ha 3 figli dentro casa, 2 figli anche, cioè, e comunque le ore didattiche si fanno alla stessa ora, non possono avere solo un PC o solo un Certo, cioè, tablet, perché ne debbono avere due. un altro, Ok, il governo che cosa ha fatto per garantire agli italiani che i figli non si debbono sentire sminuiti nei confronti di altri compagni che magari i genitori la passano un po' meglio dell'altro signore, dell'altra certo, famiglia. certo. Ti volevo chiedere ancora una cosa. Tu però sei d'accordo oppure secondo te ha fatto bene comunque il Movimento 5 Stelle a dare comunque il reddito di cittadinanza per certi italiani? Sì o no, secondo te? Allora, ha detto bene allora, per certi italiani, io non sono contro il reddito a differenza di tanti di destra, del centrodestra, io non sono contro il reddito di cittadinanza, ma se il sussidio va dato prima agli italiani, Sì, capito, ho capito perfettamente. Certo,
Io sono a favore del sussidio, sono a favore del sostegno delle famiglie, ma che vengono tutelate prima gli italiani e poi gli altri, e comunque per tutti i clandestini stranieri che vengono in Italia. Se sei a regola, io non sono contro a stare in Italia, ma che rispetti le mie regole come io rispetto le regole quando vado negli altri stati. Ah, sicuro, Perché non credo che si fa come si pare, e anche perché non credo che tutti questi che sbarcano da Lampedusa vengono veramente da questa guerra come dicono, perché mi sembrano tutti che scendono con l'iPhone 12 Pro, cosa che neanche io posso permettermelo. Guarda, sicuramente le immagini ci sono, tante volte si fanno vedere in televisione tante di queste situazioni. Quindi praticamente, come dici te, avere un grande valore prima di tutto per l'Italia. Un'altra cosa, adesso il PD senza Zingaretti, anche lì dovrà sostituire, ma tu credi che secondo te i cittadini in futuro, dato che la situazione è questa qua, si guarderanno bene dal votare eventualmente certe Guarda, io dico persone? solo Mirko, io dico solo questo: il cittadino deve essere libero di votare. Io non farei neanche le campagne elettorali, ma metterei dei programmi che poi la gente ci possa votare. Io dico solo questo, che questo gioco di Zingaretti è un altro gioco di palazzo, e ve lo dico io, al pur di fare indurre ancora una volta l'errore l'elettorato, e comunque ancora una volta noi facciamo già fatica a far credere che noi vogliamo far ritornare le persone ad avere fiducia per la politica, continua a far togliere la fiducia agli italiani, perché questi sono tutti giochi di palazzo e che in questo periodo particolare non andava fatto, perché qui si devono pensare prima agli italiani, a dei progetti, anche a dei progetti di sicurezza. Oggi gli italiani non si sentono sicuri neanche di uscire da strada. Oggi se vai nelle case ATER non ci sono neanche più gli italiani dentro, perché molti aprono le porte, entrano dentro anche stranieri e non riescono più, gli danno anche la residenza. Invece va tutelata questa cosa, va messa prima agli italiani. Diamo il sostegno, salvaguardiamo gli italiani. Ecco, un altro... Vogliono parlare di militari e poi dopo alla fine permettiamo a tutti di andare a comprare all'estero e non sappiamo neanche che cosa andiamo a mangiare. Certo, Cioè, quindi oggi il governo deve fare un programma che sia un governo di Conte, di Draghi e chiunque possa andare a governare, se sia più Italia, Forza Italia, Lega, PD, Movimento 5 Stelle, purché facciano un programma cantierabile che possa almeno per il 60%, quindi non per il 100%, per il 60% risolvere il problema degli italiani. Assolutamente sì, comunque la situazione non è facile, perché questa situazione durerà penso ancora per un po'. L'unica cosa che, ecco, l'ultimissima, daresti più potere mh, a livello di sicurezza alle forze dell'ordine, ecco, questi gruppi qua di persone che lavorano per lo Stato, voi daresti più poteri cambiando logicamente delle leggi? Ma darei più poteri, farei un piano di sicurezza, è una cosa ben diversa, Mirko. Un piano di sicurezza e anche un piano di garanzia per questi cristiani che stanno in mezzo alla strada dalla mattina alla sera. Cioè che se disgraziatamente stanno davanti a 4 banditi armati e il poliziotto spara per legittima difesa, si ritrova che perde anche il posto di lavoro. Ecco, è questo che voglio dire, cioè, nel senso, in Italia qua c'è, mi sembra che ognuno fa che cosa vuole, ecco, ci vogliono un po' più di, tra virgolette, più di rispetto verso queste persone che lavorano per lo Stato. Allora, il rispetto ci va verso tutti i lavoratori in Certo, Italia, certo, come in però Italia questo, io penso in tutto il mondo, io quindi va rispettato questa. verso le Però forze, va capito, prima di accusare, va capito, anche perché se parliamo anche di legittima difesa e parliamo del governo verde-giallo, quando c'era Salvini al Monte, che diceva sì alla legittima difesa, a mio avviso mi sembra che il gioielliere che ha sparato per legittima difesa perché era stato rapinato, mi sembra che è stato in una cella di 4x4, e quindi questo piano di difesa, questo piano di legittima difesa del piano sicurezza che parlava Salvini, dove è andato a finire? Seppur
dice che è un programma di destra, ma quando arrivi nella magistratura che venga sempre la sinistra. Quindi allora, se questo è il piano di sicurezza, ma non viene poi azionato dalla magistratura, dove sta il piano di sicurezza? Certo. Quel cristiano si è difeso da una rapina, si è visto comunque essere condannato perché ha sparato alto, ha sparato basso, ha sparato medio. Quella è una rapina, lui ha fatto una legittima difesa, e se quello sparava prima di lui... È vero, ma sicuramente ci sono da cambiare tante cose, vanno riviste tante cose, sicuramente Fabrizio. Io cosa ti posso dire? Se vuoi salutare delle persone in diretta puoi farlo benissimo, poi ci sentiamo prossimamente vedendo un po' com'è la situazione, perché qua diciamo non è un periodo allegro per tutti, ma qua sai, si dialoga in questa trasmissione, si chiacchiera, ognuno dice le sue opinioni, è una cosa che io faccio per tutti i cittadini, perché tutti i cittadini per me sono uguali, faccio questa cosa per passione, mi piace quindi far intervenire più persone possibili, anche più volte possibili, perché no? Giusto così. Se vuoi dire ancora qualcosa sei libero di farlo, salutare o dire cosa farete in futuro, ecco, cosa progetti in futuro. Allora, cosa faremo nel futuro? Faremo dei programmi cantierabili che tutelano gli italiani. Questa è una cosa poco ma sicura. Per quanto riguarda invece i saluti, siccome adesso Più Italia cresce ogni giorno di più, vi saluto tutti, qualsiasi dirigente che possa essere un coordinatore regionale, provinciale o cittadino, vi saluto tutti, vi ringrazio per quello che stanno facendo, perché veramente stanno dando tantissimo, quindi vi ringrazio. In particolar modo però, Mirko, ringrazio te, perché con questa passione che hai permetti a noi e agli italiani di sentire e di ascoltare le idee, i programmi, e che dire, Certo, almeno no, ma io Fabrizio li faccio parla. per tutti, chi vuole il benvenuto, qualsiasi parte, mi piace fare questa comunicazione, ci provo, ci tento, cerco di migliorare giorno per giorno, perfezionare quello che va perfezionato, tutto si fa con calma e c'è sempre da imparare, quindi faccio intervenire parecchie persone, per sentire diverse campane, a me piace sentire diverse campane, ognuno si fa una sua idea, ognuno può essere favorevole, può essere contro, però diciamo è importante discuterne e cercare di vedere, confrontare i problemi e i dialoghi. Ecco, è questo che voglio dire. Esatto. Perfetto. E infatti è proprio il dialogo che ci manca al governo che oggi ci sta governando, perché a mio avviso non lasciano dialogo e fanno sì l'importante che se assicurano il loro stipendio e il loro interesse. Però Noi in Italia vogliamo... diciamo ancora un'ultimissima cosa, poi così però c'è un piccolo partito, cioè un partito c'è l'opposizione, l'unico che lotta da solo, non c'è la Meloni, la Giorgia Meloni, Guarda, Fratelli d'Italia. Anche su questo, caro Mirko, come più volte già ribadito, sono con Giorgia che sia coerente con la sua scelta di essere rimasta nei banchi dell'opposizione, però la domanda che oggi vorrei fare a Giorgia è questa: come fai ad essere coerente nel dire sì all'opposizione ma sì anche a un centrodestra unito? Quindi significherebbe che tu andrai a sedere in un centrodestra unito con quelle persone che oggi siedono al governo di maggioranza, dove comunque avevano una soluzione a portata di mano. È una contraddizione. È una contraddizione. È una contraddizione, certo, quindi certo. Anche questo a mio avviso sia un gioco politico, non lo so. Giorgia la stimo realmente, ma non la condivido su questo punto di vista, perché se sei coerente, essilo fino alla fine. Quindi se quelle persone che stanno vicino a te e hanno fatto sì che di andare al governo perché hanno fatto rinascere Brunetta della situazione, beh, credo che è meglio che stiamo a casa e non si faccia più politica, perché Brunetta, che io non lo sentivo da tempo, siamo riusciti a farlo risorgere pur di non dare spazio a altre persone, a menti fresche, a persone che hanno comunque magari il programma di mano, che possano risolvere almeno in parte i problemi degli italiani. Ecco, perché... Invece no, anche lì Forza Italia si è dovuto, in un certo senso, Brunetta voleva andare via, gli hanno dato il ministro per farlo tenere buono. Questi sono giochi politici e quindi a Giorgia Meloni
la coerenza che lei dice tanto, e ripeto, porto stima e affetto per Giorgia Meloni, ma per me la coerenza è un'altra cosa. La coerenza doveva far sì che non diceva sì al centrodestra unito, perché è un po' contraddittoria la cosa. Sicuramente ci sono tante contraddizioni in questo mondo politico che viviamo, oltre a questo coronavirus, quindi diciamo ci sentiamo poi un po' più avanti, vediamo com'è la situazione e vediamo di introdurre degli argomenti man mano che ci sentiamo. Come faccio con te, farò anche con altre persone, perché è giusto così, un po' la parola a tutti. Grazie Mirko, Ci sei una sentiamo, persona buona spettacolare, serata una persona e molto professionale. goditi un po', tra virgolette, a malincuore sta zona rossa, perché anche noi fra un po' qua siamo, anzi siamo quasi sempre stati in zona rossa. Speriamo che la situazione vada un po' migliorando, ma caro Fabrizio, secondo me ci vuole ancora un bel po' di tempo e anche tanto. Ci vediamo, ci sentiamo. Buonasera. Ciao Mirko, un abbraccio, buona serata e un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito e quelli che sono a casa. Ciao, Perfetto. ciao Mirko. Ciao ciao, buona serata. Ciao. Ciao ciao. Ok ragazzi, con questo è tutto. Ho fatto la mia diretta telefonica con Fabrizio Pignalberi, presidente di Più Italia, per parlare, per dialogare su dei problemi. Ognuno dice la sua, poi farò, come ho fatto con lui, farò anche con altre persone. Cercherò sempre quindi di coinvolgere più persone possibili, in modo che ognuno può dire la sua, dialogando, vedendo di parlare dei problemi o anche diciamo di non problemi, di cose più felici, e per tutti a seconda dei settori, sport, politica, come ho detto più volte, musica e tantissime diciamo persone che hanno diversi settori della vita quotidiana. E con questo è veramente tutto. Ripeto ancora una volta, iscrivetevi a Mirko Sabina 77 Fans Club, che è il gruppo che ho io, ma non l'ho creato per omaggiare me, ma bensì per raccogliere più persone possibili, tutte le zone diciamo d'Italia, d'Europa, perché sul mio profilo diciamo, non posso più andare oltre diciamo un tot di numeri. E andate su Mirko Sabina 77 Fans Club, che poi in futuro farò tutto da quel gruppo lì. E con questo è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di serata. Io poi dopo dovrò parlare di calcio, quindi per chi è appassionato di calcio mi segua, chi non lo è vuol seguire segua, se no farò diciamo un mio commento sulla giornata di Champions League che si sta giocando anche stasera oltre a ieri sera. Buona serata a tutti ragazzi.